Secondo tentativo per questa quinta corsa, premio Argovè. Si va in partenza, nuovamente, corsa apertissima, Fuoco dei Venti, Fonte Chiara Par, Fetonte Selle, Fachelfin, Freccia Nera, Freya del Ronco, Frastuono Grimm, Forgido. Macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Partiti. Veloce Fetonte SL che va al comando nei confronti di Fuoco dei Venti, al largo Fachelfin, poi Freya del Ronco, quindi in corda Frastuono Grimm, poi Fonte Chiara Par che tiene in terza ruota Freccia Nera Fia, la retroguardia Forgido. 200 metri iniziali da parte di Fetonte SL passati in 14,2. E così, Fetonte SL al comando nei confronti di Fuoco dei Venti, la terza posizione per Frastuono Grimm, partito molto bene dalla seconda fila. Poi Freya del Ronco avanza allo scoperto Fonte Chiara Par, 400 metri iniziali in 29,2. Fetonte SL ha preso la testa e ora guida su Fuoco dei Venti che segue secondo, avanza Fonte Chiara Par che raggiunge proprio Fuoco dei Venti e cerca di portarsi sul leader Fetonte SL. 45 i primi 600 metri di gara, Fetonte SL al comando, di fuori Fonte Chiara Par con in scia Freccia Nera Fii, poi in corda Fuoco dei Venti, quindi ancora Frastuono Grimm, Forgido, Freya del Ronco e alla retroguardia Fachelfin. 59,8 i primi 800 metri di gara, Fetonte SL che continua a guidare, sempre in corda Fuoco dei Venti con accanto Fonte Chiara Par, non cambia nulla col gruppo disposto per Pariglia alle spalle del leader che passa il chilometro in 1,14,9, passo costante quello imposto da Lorenzo Baldi in salchi al figlio di Nunzio, che sulla retta opposta alle tribune continua con mezza da gestire su Fonte Chiara Par. In attesa degli eventi ci sono Fuoco dei Venti e Freccia Nera Fii che sono ben sistemati alle spalle dei primi, 1,29,4 per i 1.200, Fetonte SL in vantaggio cerca di controllare le offensive da parte di Fonte Chiara Par, Freccia Nera Fii che attende in pariglia, in corda Fuoco dei Venti, allungano ora davanti con il battistrada che viene privato di tappi estraibili, entra in retta d'arrivo in vantaggio al suo esterno Fonte Chiara Par, lo scatto di Freccia Nera centropista, Fetonte ancora in vantaggio sul passo Fonte Chiara, al largo Freccia Nera tra i cavalli Frastuono, Fetonte SL fino in fondo si difende e viene a vincere da Fonte Chiara Par, mentre per il terzo posto Fuoco dei Venti e Frastuono Grimm finiscono in linea. 1,14 il percorso di testa vincente da parte di Fetonte SL. Lorenzo Baldi in salchi e al training per i colori della scuderia El Ra, la vittoria in percorso di testa del figlio di Nunzio e Seppia. Fonte Chiara Par stracorre tutta strada di fuori, fa il secondo, al terzo il 5 di Freccia Nera Fii all'esterno, che dovrebbe avere ragione di Frastuono Grimm. Il successo è tutto però per Fetonte SL e Lorenzo Baldi, vincitori di questa quinta corsa dall'Arcoveggio.